Signoria, vi parlo da Bastia, in Corsega, dove sono venuto per un scambio culturale tra lingua corsa e lingua ligure, senese. Quello che mi ha colpito di queste persone è l'amore che hanno per le sue origini e le sue tradizioni, la lingua degli altri, tant'è che hanno un posto che si chiama A Casa di Lingue, proprio dedicato alla lingua corsa, ma anche con l'invita lingue di altre parti del Mediterraneo, del mondo. E addirittura qui a Bastia, ma non solo a Bastia, ha una scuola che chiama scuola immersiva. E per farmi raccontare meglio come funzionano queste realtà, ho intervistato due persone speciali. Che cosa vuol dire scuola immersiva? Scuola immersiva vuol dire una scuola immersiva, una scuola che tutta l'imparare si fa in lingua corsa. Dunque, sul redale di scuola immersiva è aperto tipo in Reania o in Bastia, Biguglia, Corti e Sarola vicino a Iaciu. Dunque una maniera importante assai di tramandare, di trasmettere la nostra lingua, che l'imparare si fa tutta in lingua corsa. C'è un successo tremendo, è un mondo sono impressionante, dunque a scuola uso chi fa risponde a tutte le domande, ma cercano di trovare i luoghi per poi accogliere sempre di più fedeli. Ma quanto è importante tramandare, sapere la lingua corsa, parlarla, anche in vita di tutti i giorni? Infatti a scuola come l'era prima dell'insegnamento immersivo, era insegnamento bilingue, balla di parida oraria, o allora insegnamento 3 ore a settimana. Non basta per formare locutori attivi, per avere fedeli che siano capaci di parlare completamente i due lingue, che siano bilingue equilibrati, abbiamo bisogno di immersione. Incoraggiamo ad andare qui. Chi a Bastia ha un posto speciale, a casa di lingue. Che cosa è? Allora, a Casa delle Lingue è un luogo terzo comunale di città di Bastia, dove c'è una programmazione lunga l'anno con ridroi ogni anno e più, ridroi culturali, dove ci sono presentazioni, conferenze, giochi, eccetera, eccetera. Ci possono essere concerti. E anche riceviamo ogni mercoledì che è la giornata di luci. Dopo la rientrata, il mese di settembre, ogni sera si impara a Casa delle Lingue l'italiano, lo spagnolo, il catalano, l'inglese, il mandarino. L'imparare non si fa mica dalla lingua francese, no, ma dalla lingua corsa come lingua arnese. E la gente di Bastia, i bastiacci, sono contenti di questo posto che venga a Voentea? Lo conoscono tutti quanti, quelli che vivono a Bastia? Allora, lo conoscono di sicuro perché c'è una bella comunicazione di città di Bastia, c'è una bella comunicazione di Casa delle Lingue. Il luogo di Casa delle Lingue è dentro un anziano convento, Sant'Angeli, un luogo segnalato di città, in centro città, un luogo con una caffetteria dove si può scontraiante, ragionare, eccetera, eccetera. È davvero un luogo terzo, un luogo di ritrovo in più che un luogo da imparare. E mi sono stato in questi giorni qui a Bastia e ho avuto occasione di sentire un po' il corso, come si parla qui, e anche di provare a comunicare parlando senese. Ma quando tu parlo a me lingua, ti mi capivo? Proprio, ti capisco proprio. E Beraghi, la lingua senese, si assomiglia in noi a Buniva 5. Ma ci capiamo, che le nostre lingue sono sorelle. Cantare in padiela vuol dire cantare in Polivonia, con 3 voci, a seconda o a sua terza. Tu hai inteso a padiela, o canto in padiela provano, ma esiste di nuovo canto in padiela sacro di a messa, cantato per più dai confratelli e i cantori di paese.